La Nuorese è tornata dalla difficile trasferta sul campo del Flaminio a Roma con un punto, un pareggio a reti inviolate che interrompe la striscia di vittorie consecutive ma che consente ai verdi-azzurri di muovere la classifica in una giornata complicata, dalle assenze pesanti con cui ha affrontato i romani, vista la squalifica di Alessandro Cadau e l'infortunio di Daniele Molino, fin qui tra i migliori della Nuorese, ma anche per il fatto di essere rimasta in 10 per mezz'ora nel secondo tempo a causa dell'espulsione di Salvatore Gallo per doppia ammonizione. Ma anche in inferiorità numerica la Nuorese ha confermato la sua grande organizzazione di gioco che le ha consentito di disputare una gara all'altezza delle aspettative. Rimane il rammarico per non aver sfruttato le occasioni capitate a Curcio nel primo tempo e a Butti nella ripresa, che forse avrebbero dato un altro sapore alla trasferta. Una volta passata in vantaggio, la Nuorese avrebbe potuto contare sulla grande solidità difensiva per tornare dalla capitale con una vittoria che l'avrebbe fatta salire ancora in classifica. Ma con il 6 con in mano non si va da nessuna parte. La Nuorese cercherà di rifarsi nelle prossime due gare casalinghe che la vedranno affrontare domenica all'Alba Longa in una sfida difficile ma esaltante contro una formazione che punta come verde-azzurro ai playoff. E poi mercoledì, sempre al Froghieri, l'8 febbraio, è in programma il recupero della gara col San Sepolcro. Due sfide da vincere per rimanere in corsa nei playoff.